serata di oggi è dedicata alla grande cantante Mia Martini, nata Domenica Bertè, all'inizio conosciuta come Mimì Bertè, della quale quest'anno ricorre purtroppo il trentennale della morte. Abbiamo deciso di onorarla ricordando la sua figura, che in ambito musicale italiano, ma non solo, è stata una figura di primissimo piano, una delle cantanti più eclettiche e versatili. Le sue canzoni, le sue collaborazioni sia a livello nazionale che internazionale hanno fatto davvero la storia della musica italiana sino alla data della sua scomparsa, 1995, il 14 maggio, una data che tutti ricordiamo, noi musicisti, in maniera molto molto triste, perché si è persa una grande voce e una grande figura di forza della donna e resistenza alle avversità, come la sua vita artistica ma anche la sua vita personale ha dimostrato in tutti gli anni. Abbiamo deciso di proporla proprio in questi giorni in cui ricorrono tantissime manifestazioni contro la violenza sulle donne, quindi a partire dal 25 novembre, che è la giornata internazionale, sino a oggi, proprio perché Mia Martini è stata un esempio di come a volte purtroppo la donna subisca ostracismo e venga vessata nel lavoro così come nella vita. Lei lo è stata in tutti e due i campi, nella vita a causa di un'infanzia difficile con una sorta di parre parrone in cui lei e la sorella, famosissima Loredana Bertè, erano purtroppo ostracizzate, come ho già detto prima, per la loro voglia di libertà all'interno di una regione un po' difficile come poteva essere la Calabria in quegli anni, e anche a livello artistico, in cui per anni è stata ingiustamente accusata e per quello è stata osteggiata in ambito appunto organizzativo, è stata accusata di portare sfortuna, un'accusa assolutamente ingiusta e infamante che le ha tolto anni davvero di carriera e probabilmente anche la voglia di vivere, che poi ha portato alla sua scomparsa prematura. La serata di oggi vuole essere un ricordo della sua grande voce, della sua carriera, con 10 brani scelti tra le sue canzoni più famose, le sue grandi collaborazioni con gli autori, a partire da Ivano Fossati, continuando con Bruno Lauzi, Maurizio Fabrizio, Enzo Granagnello. Quindi ascolteremo con una voce fuori campo che racconterà un po' qualche aneddoto sulle canzoni stesse, quindi l'album in cui erano inserite, l'eventuale singolo, i vecchi 45 giri, l'autore e anche il contesto, che poteva essere Sanremo o magari qualche altro festival. Quindi ascolteremo le canzoni più famose, Almeno tu nell'universo, Gli uomini non cambiano, La nevicata del 56 e, come dicevo, l'obiettivo è quello anche di dare una dimostrazione di quella che era l'ecletticità vocale di Mia Martini, quindi passare da un registro virtuosistico, la sua voce raggiungeva acuti straordinari, anche a un registro drammatico con il suo celebre graffiato, che faceva sentire a volte nelle canzoni il dolore dell'argomento che veniva trattato, ma forse anche il suo stesso dolore. Quindi una scaletta che ha anche un suo filo logico e direi tutta da ascoltare e da sentire davvero con grande emozione.